Gli appuntamenti di giovedì 25 dicembre. All'oratorio di Ruta di Camogli la Confraternita Santissima Annunziata ha allestito il presepe con gli animali, è aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18:30. Al santuario di Sant'Antonio di Chiavari c'è la mostra del concorso mini presepi di quest'anno, è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Dalle 15 alle 18:30 si può visitare il presepe storico-artistico di Polanesi nella chiesa di San Martino a Recco. Apre alle visite il presepe della parrocchia di Santo Stefano del Ponte il Sesti Levante dalle 15 alle 18 tutti i giorni fino al 6 gennaio. Porte aperte alla pace è il titolo del presepe allestito dall'Accademia della Ciappa nella chiesa di San Bartolomeo di Cogorno, aperto tutti i giorni dalle 15 alle 18. Il presepe di Paggi sulla Torre di Carrasco è aperto dalle 15 alle 19:30 tutti i giorni fino al 6 gennaio. Al convento dei frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure c'è il mini musical Un vagito nella notte a cura dell'associazione Dare, inizio alle 19.